Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e in compagnia dei piccoli accorgimenti utili per migliorare la nostra vita e ovviamente accorgimenti magici. Prima però di procedere nella spiegazione di come possiamo operare per tutelare e proteggere la coppia, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto, e iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano che trovate proprio cercando Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto, e se vi fa piacere ricevere le notifiche di quando pubblico o rilascio nuovi video, cliccate anche la campanella così che sarete avvisati anche quando lunedì e venerdì alle 21:30 faccio appunto le dirette per darvi delle risposte con le risposte gratuite. Bene, vi ricordo tra l'altro che il Marietto Veneziano e io da anni gestiamo il sito, cioè l'ha creato il Marietto nel 2015 e da allora distribuiamo gratuitamente materiale per la crescita e il miglioramento della vita tramite la radionica e i circuiti radionici, oppure insomma anche tramite altre metodologie che sicuramente saranno interessanti, e nella sezione shop troverete tra l'altro i servizi a pagamento. Bene, questo è un piccolo rituale che non richiede giorno specifico, non richiede lunazione, può essere fatto in qualsiasi momento, usa ingredienti semplici, dovrete metterci la buona volontà e operare, ecco perché come dico spesso, se non andiamo incontro alle cose sarà difficile vederle piovere addosso, dunque aiutati che il ciel t'aiuta. Cosa ci serve per questo piccolo lavoro, diciamo così, energetico? Ci servirà un foglietto di carta mai usato prima che ridurremo perché è molto grande, avremo bisogno di ridimensionarlo. 5 spille da balia, sicuramente nella sacchettina del cucito troverete qualcosa di questo tipo. Comunque ci servono le 5 spille da balia, uno spicchio d'aglio e miele. Io ho scelto il miele d'arancio perché proviene da fiori d'arancio, che è collegato e associato ai matrimoni, ai legami, eccetera. Ovviamente anche, poi vi spiegherò il perché, il rotolo di carta da cucina. Bene, cominciamo, è semplicissimo, richiede pochi passaggi, bisognerà pasticciare un pochino, dunque magari vi preparate un piatto per non sporcare eccessivamente, farete molta attenzione e seguirete insomma queste indicazioni. Vi mostro i vari passaggi così invece di guardarmi guarderete quello che va fatto. Allora, si inizia. Se il foglio è grande lo riduciamo, mi raccomando, quando dobbiamo usare fogli per i nostri lavori devono essere mai stati usati precedentemente. Se dobbiamo tagliarli, meglio provvedere manualmente, non con forbici, proprio per evitare di apportare energie invece che tagliano, rimuovono, attaccano. Chiaramente non è questo il contesto, ok? In questo caso dunque provvederemo ecco, manualmente a creare i biglietti che ci servono. In questo caso ce ne servono solo 3, dunque se avete già dei bigliettini piccoli li usate già così come sono fatti, altrimenti provvedete a mano. Cosa dovrete fare? Su ciascun biglietto dovrete scrivere i nomi completi della coppia, cioè vale a dire se lavorate su di voi il vostro nome e cognome, mi raccomando completo anche di eventuali secondi nomi, e il nome e cognome sempre completo del vostro o della vostra partner. Dunque io scriverò il mio,
e quello del mio compagno, e farò la stessa cosa su tutti i biglietti. Abbiamo nomi un po' lunghi, dunque e l'unica parte un po' lunga è questa. Ecco qua, ci siamo. Perfetto, ho scritto i nomi che ovviamente non vi mostro. Allora, come si procede? A questo punto prendiamo la spilla da balia. La spilla da balia congiunge, viene usata, lo sapete, anche per esempio se vi parte un'asola, se dovete chiudere temporaneamente un pantalone, qualsiasi cosa insomma dove si devono congiungere due parti. Dunque ha un po' la qualità insomma di unire, no? Dunque noi prenderemo la spilla, infilzeremo il foglio e a livello simbolico avremo unito, è un simbolo chiaramente, e lavoriamo per simboli e per energie. Magari è meglio non forare proprio direttamente il nome, quanto piuttosto andare in uno spazio bianco per non creare nocumento di alcun tipo energetico. Ok, dunque faremo la stessa cosa con l'aglio. Perché l'aglio? Beh, nella tradizione esoterica, se pensate, l'aglio teneva lontano perfino il vampiro. L'aglio ha la qualità di allontanare eventualmente tutte le energie nefaste, negative, che possono portare interferenze nella coppia o in qualsiasi ambito della vostra vita. Dunque faremo magari in altri momenti altri piccoli lavori energetici dove useremo l'aglio con applicazioni diverse. Oggi mi sono concentrata molto sul miele, ho fatto un precedente video dove abbiamo visto come altro usarlo. Bene, ora che abbiamo fatto questa parte del lavoro, dobbiamo intingerlo nel miele. Vi ho già detto che l'importante è che sia miele morbido. Ho scelto il miele da fiori di arancio per questioni di simbolo, no? Simbologiche, ma potete usare qualsiasi miele purché sia morbido, non importa nemmeno la provenienza. Allora, chiaramente è un lavoro un po' pasticciato, dunque immergeremo il biglietto con i nomi nel miele, così da addolcire la coppia, portare appunto dolcezza, comprensione, nutrimento. Sapete che il miele è molto ricco, dunque cureremo tutti questi aspetti e faremo la stessa cosa per tutti. Ovviamente dalla parte dei nomi. Che pasticcio, però è bello perché a livello simbolico dà molto. Passiamo al prossimo. Ecco qua. Ovviamente lasciamo sgocciolare l'eccesso, comunque continuerà a sgocciolare per un po' anche successivamente. E ecco qua, perfetto, faremo la stessa cosa con l'aglio.
intingeremo da tutte le parti. Benissimo. Ecco qua. Bene, l'ultimo passaggio operativo vero e proprio è assemblare la cosa. Allora, come faremo? Procederemo mettendo un biglietto con i nomi, l'aglio così che sia in mezzo, un altro biglietto, magari lo mettiamo faccia con faccia, e l'ultimo biglietto. Perfetto, a questo punto chiudiamo, vedete che sicuramente sgocciola ancora. Il pacchettino è cioè l'assemblamento è stato fatto. Cosa ne facciamo ora di questo che abbiamo preparato? Prenderemo 2 strappi di carta da cucina, i rotoloni di carta che bene o male hanno tutti, e procederemo impacchettando il nostro. Vi ricordo sempre che quando pieghiamo dobbiamo rivolgere verso di noi, ruotare a destra, rivolgere verso di noi, ruotare a destra, perché hanno tutti i significati di attirare. Ok, il pacchetto è stato confezionato, cosa facciamo adesso di questo pacchetto? Chiederete giustamente. Il pacchetto va interrato, possibilmente vicino a una pianta fiorita, molto fiorita, che dà comunque quel senso di qualcosa di bello, che cresce, che sboccia, che profuma, qualcosa di meraviglioso. Dunque è quello l'influsso che noi vogliamo portare alla nostra coppia, proteggerlo grazie all'influsso benefico che tiene lontano ogni negatività dell'aglio. Grazie al miele che invece addolcisce e attira tutto ciò che è positivo, lo metteremo nella terra per consolidare quello che abbiamo appunto appena assemblato, possibilmente vicino a una pianta fiorita, proprio perché dia quell'idea di qualcosa che continuamente sboccia e si rinnova. Non avete una pianta fiorita? Camminate, fatevi un bel giretto in un giardino e scegliete una bella pianta fiorita. Se non trovate una pianta fiorita da nessuna parte, mettetelo ai piedi di un albero possente, rigoglioso e che già sia, come dire, molto grande, sviluppato. Oppure acquistate un bel vasetto con appunto un tipo di piantina floreale bella nel pieno della fioritura, magari di fiori rossi, e lo interrate dentro il vasetto. Se potete tenerlo sul balcone bene, se lo vorrete piantare, avete magari un giardino, mettetelo nel vostro giardino, altrimenti, come vi ho detto, comunque potrete cercare anche un giardino pubblico e fare attenzione appunto di interrarlo bene. Se anche queste opzioni non dovessero essere possibili, vabbè, allora vi procurerete un po' di terra, la raccoglierete all'interno di un vaso o di un sacchetto di plastica, cioè proprio alla disperata, metterete il vostro lavoro nella terra, lo coprirete bene e chiuderete il sacchetto. Diciamo che penso che tutti possano uscire a farsi una camminata in un bel posto e proteggere così la propria coppia. Bene. Credo di aver detto tutto, se avete domande scrivetele sotto nei commenti. Prima di scrivere in 30 la stessa domanda, leggete i commenti precedenti, così che magari troverete già la vostra risposta, e vi ricordo che in privato io ricevo solo per consulti professionali a pagamento. Dunque se avete domande su questi rituali e su queste procedure di lavoro energetico che divulgo sul mio canale, ricorrete ai commenti YouTube, perché diversamente in privato potremmo fare moltissime altre cose, ma ovviamente sono mirate e professionali per quello che riguarda la vostra situazione.
Vi ringrazio tantissimo e buon lavoro.